Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del CumendaVeneziano. Allora, siamo su un altro gioco di golf. Allora, questo l'ho preso 10 euro sul, come si dice, sul Plus, là, sul coso, sullo store. Allora, il gioco di Golf Club 2 lo sto cercando di impararlo bene perché ragazzi è veramente tosto, non posso fare video dove vado più 60, è sopra il par. Allora ho detto, visto che non volevo mai giocare a giochi di golf, ho detto, visto che ho giocato per anni a Tiger Woods PGA Tour, ho preso Rory McIlroy PGA Tour e intanto ci facciamo questo, intanto che imparo bene anche l'altro. Qua faccio una modalità diventa un figo. E niente, siamo qua, ho fatto i primi due round, le prime due tour sono andati male e siamo qua al BioWare Classic PGA Tour, però questo forse non sono iscritto perché non sono ancora nel tour mondiale e vediamo un po', cerchiamo di spulciare e capire. Adesso non so bene dove sono, in realtà ci sono. Ok. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Sono 4 giri. Devo un po' capire come, non mi ricordo più come sono strutturati i tornei. Come si dice? Le classifiche, le cose, però insomma adesso cerchiamo di capire bene insieme. E qua magari riesco a capire meglio per dopo rimetterci di là anche su quello per PC che è veramente bellissimo ma impestato, cioè difficilissimo, cazzo. E andiamo, se volete una serie anche su diventa un figo di questo io la faccio, insomma, nessun problema. Quando voglio giocare a un gioco sapete che EA Sports, in aspetta, association with the anche. PGA Ho tolto la Tour, musica per proudly sicurezza. presents the season-long race for the FedEx Cup. Today it's live opening round coverage of the BioWare Classic. E si comincia. Hello again and welcome, Rich Slaughter alongside my colleague Frank Nobilo for EA Sports. Getting set to go at the Wetlands Golf and Country Club. We're located along the St. John's River in the great state of Florida. E comincia il PGA Tour, penso. Arca. Cominciamo, insomma, non perfettamente. C'è un vento che soffia contrario. Cominciamo con un par 5. Par 5. Ok. Playing his second shot here at the par 5. Vento contrario. Rischiamola, voglio andare un po' davanti. Vediamo se è possibile. Vediamo cosa combino. Gira. Speravo qualcosa di meglio, però va bene, dai. Adesso dobbiamo fare un bel approccio al green, fioi. Frank, this is a position where a player is absolutely licking his chops here. Good chance to make a birdie. Yeah, this is when this game just looks like fun. Bunkers don't seem to be in play. The only thing you're really looking at right now is just the flag. Ok, proviamo così. E vediamo. Ah, sbaglio un po'. La precisione, speriamo bene. Non gira, purtroppo non gira. Entriamo nel green e siamo per il birdie. Per il birdie alla prima. And a chance for birdie here on the first hole. And it's a long way to the hole from here. Never easy. Speriamo bene, non è facile. Vai, imbucala. Ah! Wow, I thought he made Fanculo. Well, you couldn't ask for much more than that, except to make it. Non fare il par assolutamente, però, Ok. Cominciamo con un par. Io pensavo di registrare il primo e il quarto giro. Adesso vediamo, ragazzi, quello come volete voi.
On to the second hole, par 3 of 225 yards. Good hole, Frank. It certainly is, and the two bunkers, one left and one right, they remind you where not to go, but they don't really encroach on the green. So stay with a positive attitude on that tee, and you'll find that green is plenty big enough. Proviamo così. Dai, gira però. Mamma mia! Terrific golf Mamma mia, per poco. An easy birdie. Mamma mia, raga. Currently. Yes, birdie. Frank, how much does that birdie help the cause? Well, it doesn't look like much right now, Rich. Just sneaking inside the top 20. Birdie, poi decidiamo se fare come si dice il terzo e il quarto giro, il primo e il quarto, dopo lasciate se volete la serie, chiaramente. L'altro gioco devo impararlo, ragazzi, perché sennò... No, che merda, faccio troppo schifo. Ah, questo è un tiro di merda. Tiro pessimo, sarà corto, infatti. Siamo 62 come overall, siamo scarsissimi. Frank, right where you want to be. Wouldn't be better if it was on a tee. Il mio caddy. Now from a good position in the fairway, a favore. Però 3 di Vim. Io la rischierei. Allora, col vento a favore proviamo così, perché non è tantissimo. Manca un po' la precisione, dai. Buon tiro, buon tiro. Birdie try up next. Frank, this would be a nice way to jumpstart the round. Questo però è lungo, his momentum can quickly go in the right direction if he makes this. Però sono in discesa. Dai. No, era perfetto. Yeah, not a problem. Era perfetto. You don't want to let this one get away. This is about concentration and focus at this point. Peccato. Peccato, ragazzi. Che sfiga, oh. Par 3 fourth, 250 yards, and you tee off just in front of the swamp, so golf cart's not going to get you to the green here, is it, Frank? Might need an airboat to go across that. Eh sì, io quando compro un gioco mi viene fuori sta cosa, che bello. Non capisco il perché. Vediamo così, speriamo bene. Infatti spiegate una sta cosa con la Play, che quando compro i giochi sullo store mi viene fuori sempre sta roba. Brutto. This looks like it's going to find the target. Brutto, questo è brutto. Mamma mia, che cesso di tiro. As soon as it hit the green, it was never going to stop. Salvare il par, non Ready for sarà a second facile. shot, trying to knock it on the green. Avevo vinto il contrario. Ah, che tiro di merda. Dai. Get down. Look out. Lunghissimo. No, non dare giù. Well, just a little too much, Rich. I don't know if it was wind at his back, he didn't calculate it, but he's going to be left with a difficult chip shot here. Tiri di merda. Dai! Non ci credo. Non ci voglio credere. Era quasi par, che sfiga. Perdo un colpo. So with that, the score is now at even par. Mamma mia. Good look now at the fifth hole here at the Wetlands. Par 5, and it's a good one. 635 yards.
Oh, che precisione di... Ah, va via di precisione. Sì. Whoop, this is taken off on a weird erba alta, non ci voleva going to be in the rough, it 5. looks like. Good news is, Frank, you can see the golf ball. I guess the bad news is that's kind of an uncertain lie in that mulch. Yeah, there's nothing really good about that. You'd rather it be in the rough. Porca puttana. Ma come fa? Io devo uscire da qua. Non posso rischiarla, ragazzi. Devo uscire assolutamente. Ok. Devo uscire dall'erba alta. Eccoci qua, siamo usciti. Purtroppo è andata così. Provo ad andare col driver. Ho vento a favore. E vediamo. Vai, rimbalza bene, rimbalza bene. Mi aspettavo qualcosa di meglio. Frank couldn't ask for anything more. Just the lie there, too. It is sitting up like it's teed up. Frank, you like his chances to walk away with a par Leggero here? vento a favore. Well, with a good shot, Rich, yeah, that's certainly on the cards in that. And you think you just write a par down at the end of the hole. Don't tell anyone about it. It certainly won't affect the scorecard at the end of the day. So that's the goal right here. Che schifo, non faccio neanche il parse. Tiro di merda. Proviamo così, ma non sono convinto. Speriamo. Infatti. Very well done. Almost made it. Yeah, there'll be no stress for the next one. Getting set now over the putt. Si va per il bogey. So that's a bogey. And now siamo un colpo sopra il par, ragazzi. And that wraps up another great day of golf here at the Wetlands Golf and Country Club. Frank, I really enjoyed that. I enjoyed the gator bites as well at the end of the day, Rich. Some good golf to be had. Florida's always fun, playing on the Bermuda grass. And once again, shout out to the superintendent, letting us play in the tournament conditions here at the Wetlands. And now it's on to gator bites and a beverage. For all of us here at EA Sports, I'm Rich Lerner, along with Frank Nobilo, saying so long until next time. Io ho scelto di fare tutte le 18 buche, adesso mi dà così, vaffanculo. Non voglio fare solo le migliori. Devo un attimo capire sta storia perché mi fa già i coglioni. Secondo round. Posizione 53esimo. I primi 50 passano, mi sembra. O 25, forse 25, non mi ricordo. EA Sports, in association with the PGA Tour, proudly presents the season-long race for the FedEx Cup. Today, it's live second-round coverage of the BioWare Classic. Dai. Tiro non perfetto. Però basta per andare in fairway. From a perfect position, ready to play his next shot. Giant putter heads, fat grips. What's happening with putter technology these days, Frank? One of the things they've done is face balance. That means the putter face doesn't rotate around, especially when it's not hit perfectly. So a putter that doesn't move around as much means it's going to stay square. A putter that stays square means the ball's going to go on line. Ecco, ancora erba alta, ho sbagliato io, troppa fretta, sono nervoso. Into the rough.
I would say a lot harder. All right, now another shot from the rough. Yeah, this time better be better than the one we just saw. Quarto tiro, per fortuna me ne vado in green, però. Well, the stats say that is a green hit in non regulation. Non bene. But it's not yet a par on the card. Very tough putt coming up. Mamma mia, che lungo. So a long putt there and just didn't read it quite right. Sizable putt from 16 feet. Vado di double bogey qua. Cerchiamo di farlo, ma non credo. Well, Frank, it's our job to get partenza excited. Disastrosa. You can't when you leave it short, though. I'm sad. He's making my job hard. And getting ready for the putt. Non capisco perché mi ha simulato le altre, mi fa schifo così. No, ho sbagliato tutto, sono incazzato nero, fioi. Clean this up with a tap. Ma vaffanculo. Triple bogey. That hole certainly got the Disastro. best. Triple bogey. Now to the second, par 3, 225 yards. Dai. Vabbè, ma non può essere così. Che tiro di merda. So on the putting surface and taking a good look now at this birdie putt here at the second. Made par yesterday, this one for birdie. Oh, lunghissimo. Well, there's an opportunity. Secondo giro disastroso, non arrivo neanche al terzo e quarto. Let's forget about this one. All'inizio è normale. Golf is not about perfect, but it is going to hurt the cause. Buono, mi è arrivato il par. Okay, no problem with that one. Mamma, sei dura. The third hole here at the Wetlands is a par 4, 460 yards. Frank, it appears to be a pretty straightforward tee shot. It is, and actually, Rich, when I was watching the web.com event here, this is where I saw those young talented players really take advantage of a hole like this. Just ramrod straight. They teed it up and just ripped it down there, and these are the sort of holes they can often make three on. Bunkers sort of short, left and right. Plenty of green to work with. Nice high-flying second shot will be well rewarded here. Io la rischio a farla più corta perché sono al vento favorevole, cazzo. No, bunker però. I think he's headed for it. Sometimes you get breaks, and he got one right there. Yeah, I guess the bunker was a little smaller than I thought it was. Not doomed for that. Solid troppo play, forte, hard of the troppo green. forte. Wow, that was so close. Ennesimo bogey. Just time to forget that one. I mean, he couldn't hit that much better. Il bogey. Trying to limit the damage here. Bogey. This putt is for bogey. Più 4 di giornata. Frank, it's been that kind of a tournament. Another bogey. Yeah, it's not exactly a small gap between that player there and the rest of the field. That gap's got to feel like the Grand Canyon right now. I parametri ancora bassi, ed è giusto.
lontanissimi dal green, però. Not terrible, but not his best. Yeah, outside chance really for birdie, but mamma mia. It was a rather poor approach shot. No! Always two components to the long lag, but the speed, number one, and then the read. And missed out on that second part. Vabbè, par. Frank, you can see by the reaction, it has been that kind of week. Just a few too many pars. Frank, disappointing couple of rounds there. And consequently a miscut. No chance playing in the weekend. Devo capire come fare per fare tutte le 18 buche, però, ragazzi. Stiamo salendo un po', però, ragazzi, sei dura, Overall ancora scarsissimo. Ok, fuori. Perfetto. 90esimo, sono finito. Ok. Il primo anno è così comunque, ragazzi. Cioè, solo che porca puttana. Devo capire come fare per fare tutto. Forse all'inizio non può. Non so se all'inizio magari. O solo gli ultimi 2 giri, come funziona. Adesso vediamo un attimo. Finisce il first car start per questa di... Vabbè, capito un cazzo, capito che avevo cominciato la carriera, queste stronzate qua. Phoenix Open. Attributi, new. Ok, questo mi dà ste robe. Tapin. Io direi tenere questo però intanto. Dopo consigliategli anche voi, insomma. Carriera, allora, ranking. Ok, queste sono le classifiche. Io chiaramente non esisto. FedEx Cup Point, eSport. Vabbè, neanche mi guardo perché faccio pena. Statistiche. Seasonal. Ecco, bene, ce l'ho io, perfetto. Double bogey, cioè, vabbè. Nelle cagate ci sono. Ma scusa, ma... adesso ce l'ho. Gioca le 18 buche. Io l'ho scelto, però non me l'ha dato. Vabbè, raga, questa è la prima, insomma, all'inizio. Se volete la carriera, la possiamo fare volentieri, magari con il primo giro e il quarto se lo passo, o quantomeno così. Raga, un saluto.